Buonasera a tutti e ben trovati. In diretta da Arzachena siamo pronti per raccontare ancora una volta la 21esima edizione di una rassegna che abbraccia i colori del mondo, ma che soprattutto vuole trasmettere un segnale importante. Attraverso le tradizioni popolari il messaggio è quello di ritrovarci tutti insieme per dare un messaggio di speranza, ma soprattutto di pace. Questo è l'applauso più bello di Arzachena, che ancora una volta ritrova i colori del mondo, ma soprattutto i sorrisi di questi protagonisti che non vedono l'ora di raccontare su questo palcoscenico quelle che sono le tradizioni dei loro luoghi di appartenenza. C'è chi ha varcato il mare, chi ha davvero percorso tanta parte di questo pianeta, che attraverso le sue culture, attraverso la sua socialità si racconta, e sono pronti per dare dimostrazione appunto di quello che è l'entusiasmo, ma soprattutto di quel bagaglio ereditato ricco di cultura, di tradizioni, ma soprattutto di amore. E ovviamente ci sono anche i nostri ambasciatori di questa Sardegna, che con le sue tradizioni popolari va a raccontare uno spaccato di storia di cui andiamo fieri e orgogliosi. Un festival organizzato ancora, e qua vi chiedo l'applauso più bello, dal gruppo Folk Città di Arzachena. Paolo Giorgioni, vieni vicino a me. Una manifestazione che va avanti negli anni, una manifestazione che ritrova l'entusiasmo e che vuole accendere ancora una volta in questa parte di Sardegna un cuore, quel cuore pulsante che racconta la nostra isola attraverso i suoi colori più belli. Sì, buonasera a tutti, buona serata. Niente, sono passati 21 anni e il gruppo 30, quest'anno fa 30 anni di attività. Quindi diciamo sono passati un bel po' di anni. È bello, è emozionante, e ogni anno riuscire a vedere sempre la nostra gente che si siede qua con noi e vede lo spettacolo, questo magnifico spettacolo, con i colori di tutto il mondo, come hai detto tu. Quindi oltretutto per fare questo però ci vuole qualche cosa di importante, ci vuole l'appoggio del comune. Dobbiamo ringraziare sempre la giunta comunale di Arzachena, il nostro assessore al turismo, la dottoressa Giagoni. Senza di loro sicuramente non si riuscirebbe a fare nulla, e quindi grazie davvero ancora. Da parte nostra ci mettiamo quel piccolo impegno per fare quello che è la cultura, la nostra cultura, la cultura sarda, il ballo sardo. Grazie ancora a tutti. Grazie a te Paolo, questa piazzetta si trasforma ancora una volta in un salotto. Tu hai parlato del comune di Arzachena, io vorrei vicino a noi la dottoressa Giagoni, la dottoressa Claudia Giagoni, quel percorso che vuole valorizzare la nostra cultura, come dicevo prima, in quella parte di Sardegna che ritrova soprattutto i colori del turismo, ma che non vuole ovviamente lasciare spazio e ovviamente in meno a quelle tradizioni popolari che ci piace raccontare. Ben trovata e grazie per aver dato ancora una volta la possibilità a questo mondo di raccontarsi in questo angolo della nostra isola. Grazie mille a voi, grazie mille a chi è qui stasera, ma grazie a voi, grazie a Paolo, grazie a tutti gli organizzatori che hanno fatto un lavoro incredibile. È il 21esimo anno, l'anno scorso era un anno particolare, sono molto contenta che Paolo sia qua con noi questa sera. So che per lui è un'emozione ritrovata e rinnovata, il gruppo ballerà questa sera, quindi per noi è fonte di orgoglio. Il folklore è una parte importantissima, fondamentale della nostra cultura. Chi ci visita vuole scoprire anche da dove è nato, come siamo nati, e credo che questi siano i passi di ballo, uniscono le popolazioni, e credo che questo sia l'esempio migliore. Quindi veramente grazie, e grazie a voi ovviamente. L'applauso sottolinea le parole dell'assessore Giagoni. Un racconto che andremo ovviamente a visitare, ma soprattutto a condurre in questo passaggio. Grazie ancora a lei, assessore. Rimane in nostra compagnia qua sul palco, anche perché il gruppo Folk Città di Arzachena, andiamo un attimino avanti, ha pensato subito di omaggiare i protagonisti di questa rassegna attraverso un piccolo prezioso che avranno modo di portare a casa loro. Lo potranno appendere sui muri di quelle pareti che raccontano ovviamente l'attività culturale, e lì si ricorderanno sempre di voi. E quindi con un applauso io invito subito a fianco a noi gli amici del Perù. Il Perù può venire vicino a noi.
Li accogliamo qua, i loro sorrisi tra poco li ritroveremo attraverso quelle danze che raccontano quest'angolo di mondo, un dono in ceramica che ritrova idealmente quelle forme, quelle figure che raccontano la nostra Sardegna. Grazie davvero di cuore, ci vediamo tra poco. Paolo, non solo il mondo, ma abbiamo parlato della nostra isola attraverso i colori più belli. Andiamo proprio nel cuore dell'isola di Sardegna. L'applauso per Meana Sardo. Bentrovati a voi ragazzi, i colori dell'abito tradizionale ne scandiscono subito la bellezza, usi e costumi di un paese che tra poco andremo a scoprire. Grazie davvero anche a voi. E poi dopo Meana il volo in questo caso merita davvero tantissimo tempo, perché ci trasferiamo nel Messico, che si racconta attraverso i balli, attraverso la vivacità, attraverso la forza di una formazione che tra poco vedremo ballare. Bentrovati anche a voi, questo è l'omaggio del gruppo Folk Città di Arzachena, il comune di Arzachena che ancora una volta dà spazio ai colori della nostra tradizione. La città di Nuoro, la città del Redentore, la città di Grazia Deledda, la città del gruppo folk Saludos, e ci raggiungono qua al centro del palcoscenico. I colori di Arzachena li ritroveremo anche nella sede del gruppo Saludos di Nuoro, ma tra poco noi vi vogliamo qua per danzare e ballare insieme a noi. Grazie ancora ragazzi. Da Nuoro alla Serbia, in questo caso il viaggio è più leggero. L'applauso appunto per gli amici della Serbia. Ben trovati. Ci spostiamo quindi in Europa, questo contesto culturale che ritroviamo già attraverso i colori dei loro abiti tradizionali. Grazie davvero a voi. Olbia è un passo da qui e quando sale Olbia sul palcoscenico si ha subito l'aria di quella festa che si racconta attraverso l'entusiasmo più bello. Ecco gli amici di questa formazione, gruppo folk olbiese, amici della città di Arzachena, che ritrovano ancora una volta un prezioso da appendere tra i tanti in quello spazio che ritrova il vostro cuore vivo della cultura. E poi ancora Paolo abbiamo la Macedonia che si racconterà attraverso l'entusiasmo, attraverso i suoni, ma soprattutto attraverso i colori di un ballo mandato a memoria. Il sorriso timido di questa ragazza annuncia il loro passaggio, la bandiera che viene tenuta con orgoglio e con tanta fierezza. Grazie davvero di cuore per essere qua. Ovviamente il gruppo Folk Città di Arzachena inizierà e darà avvio alle danze, ma prima dobbiamo liberare questo palcoscenico perché dobbiamo iniziare nel miglior modo possibile. Consentimi solo una cosa Paolo. Questa serata la vogliamo dedicare, come diceva prima l'assessore, a una persona che non c'è più, che ha condiviso tanto con te perché quella vita l'avete attraversata insieme e noi vogliamo farlo con gioia, con amore e soprattutto con quel ricordo che ci porta dritto al cuore. Quindi grazie Paolo per essere qua, grazie per tutto l'entusiasmo che riponi attraverso queste tradizioni. Grazie a voi e grazie a tutte le formazioni che si sono raccontate in questo spazio per presentarsi sul palcoscenico. Con un applauso li possiamo congedare. Questo applauso poi lo voglio far sentire agli amici che si stanno guardando in diretta, comodi nei loro divani lì a casa. Questo è un nostro salotto qua ad Arzachena. Sono diversi gli anni che abbiamo avuto modo e soprattutto il piacere di ritrovarci in questo spazio per amplificare i colori di una Sardegna che si racconta appunto attraverso le sue tradizioni popolari. Quello che sentite in sottofondo, il suono di un organetto, questo strumento che arriva nell'isola di Sardegna alla fine dell'800, nei primi del Novecento, ma si diffonde subito nella nostra isola e va ad accompagnare i balli. Però vi voglio raccontare un altro aspetto che riprende le citazioni di viaggiatori che nella nostra isola sono stati, che ne hanno descritto la bellezza, e uno ha detto che proprio qua nella terra di Sardegna nascono i colori prima di diffondersi nel mondo. E in questo caso mi piace raccontare la nostra isola attraverso i colori del gruppo Folk Città di Arzachena, che ancora una volta sale sul palco, che si ritrova nel vivo di un racconto che da una parte guarda al passato e come un filo prezioso della memoria riesce ad avere quello sguardo rivolto poi verso il futuro. Il vostro applauso, il vostro saluto per il gruppo Folk Città di Arzachena.
Giampaolo Piredda è già pronto con il suo organetto e non vede l'ora ancora una volta di ritrovare i suoni di questo strumento, una formazione che viaggia dal 1996 per valorizzare i colori di questa città. E mi fa piacere ritrovare ancora una volta i giovani di questa comunità, indossare l'abito tradizionale, sfilare qua davanti al centro del palco insieme ai più grandi che ne hanno ovviamente percorso le tappe e ne hanno anticipato quel passaggio che ancora una volta gli dà la possibilità di ritrovarsi insieme. E quando si parla della Gallura, si parla di Arzachena, tra i balli e i momenti che loro ci regaleranno c'è anche lo Scottis, che vi invito a vedere con tanta attenzione. Benvenuti ad Arzachena, benvenuti a questo festival che parla del mondo, che parla di Sardegna, ma che soprattutto parla delle nostre tradizioni popolari. Gruppo Folk, Città di Arzachena.
Me lo fate sentire più forte questo applauso per gli amici di Arzachena, questa formazione che si racconta attraverso l'entusiasmo di giovani che si ritrovano insieme. Ma scusate un secondo, puoi venire con me un attimino? Come si chiama? Leonardo, vieni qua al centro del palco, vieni. Non ve lo devo neanche chiedere l'applauso qua, Tu ti chiami Leonardo, giusto? Quanti anni hai? 4 E di dove sei? di Olbia. Ah, non sei di Arzachena tu? Un po'. Li vuoi salutare tutte queste persone che sono qua oggi? Diglielo ciao. Ciao. E accontentatevi, Ciao Leonardo. L'anno prossimo ti voglio vedere ballare però, insieme a noi. Lo Scottis ve l'ho già annunciato, Giampaolo Piredda è pronto con il suo organetto, quella danza che in qualche modo ci porta indietro nel tempo e ci dà la possibilità di pensare, ma soprattutto di raccontare la nostra Sardegna attraverso quelle influenze che ha ricevuto, quelle influenze che ne hanno esaltato la bellezza. Ancora una volta con il gruppo Fol Città di Arzachena. Ci prendiamo solo un secondo per amplificare al meglio il suono di questo organetto. Voi siete già in posizione, mi raccomando rimanete immobili, perché le nostre telecamere ovviamente stanno inquadrando, immortalando ogni momento. Abbiamo parlato dello Scottis, siete pronti ovviamente per ritrovarlo attraverso questa danza elegante che ritrova quegli 8 tempi, e ci sono già tutti i telefoni puntati, ve lo dico, voi non vi potete girare, che stanno cercando di chiedere e premere quel rec per raccontare ancora una volta la bellezza di Arzachena, la bellezza di questa formazione. Giampaolo, me lo fai sentire quell'organetto, perché lo voglio sentire forte e chiaro. Tu suona, che tranquillo, che ti amplificano nel migliore dei modi. No, suona, prova. Adesso lo amplifichiamo bene. Anche perché, come stavo dicendo prima, quando si parla di Sardegna, lo dico per chi sardo non è, ma chi la nostra isola l'ama davvero, per antonomasia si riferisce al canto a tenore quando si parla di musica, quel canto che ritrova le voci che si mettono insieme e che raccontano attraverso un dialogo costante la nostra isola. Per quanto riguarda il canto, per quanto riguarda la musica invece ci sono le launeddas, quelle canne animate da un unico soffio che davvero ci danno la possibilità di viaggiare indietro nel tempo, ritrovare un bronzetto itifallico che pensate è stato datato a oltre 3000 anni fa, e poi alla fine dell'Ottocento, nei primi del Novecento arriva l'organetto e viaggia attraverso i suoi musicisti più bravi in quel paradiso, perché lo voglio definire così, che è il nostro paradiso delle tradizioni popolari, della nostra cultura, del nostro orgoglio identitario. Quell'organetto io ora la voglio sentire perché voglio ballare insieme a voi. Lo Scottis, il gruppo Fol Città di Arzachena.
Giampaolo Piredda, ma soprattutto il gruppo Folcita di Arzachena, grazie per questo inizio che ci avete regalato, ma soprattutto per questa rassegna internazionale del folklore che ancora una volta avete organizzato. Noi ci lasciamo con l'applauso perché loro, attraverso una ruota che porta bene e di buon auspicio, si salutano così. E noi siamo pronti per viaggiare attraverso i colori del mondo. Voglio riprendere una bellissima citazione che dice esattamente così: la cultura è l'unico bene del mondo che una volta diviso tra tutti, invece che diminuire, ritrova sempre più forza. E noi viaggiamo attraverso i colori di questo mondo per raccontare la bellezza delle tradizioni popolari che arrivano da oltremare, anzi andiamo direttamente nel sud dell'America, perché su questo palcoscenico tra pochi istanti si accenderanno i colori più belli del Perù. Questo paese, pensate che attraverso le montagne guarda e tocca in qualche modo il cielo e che ritrova nell'oceano quelle antiche storie che ci riportano indietro nel tempo. La civiltà degli Inca è un bagaglio culturale prezioso che racconta tanta storia, ma il Perù è davvero un paese da visitare e da scoprire, che attraverso le sue biodiversità, pensate, riesce in una sola giornata a portarci da una parte all'altra di quelli che sono gli schemi di un paesaggio naturalistico davvero mozzafiato. E poi pensate che la cucina in Perù in qualche modo ha ritrovato anche il valore dell'UNESCO, che ne ha riconosciuto appunto il bene e il valore immateriale. In questo caso abbiamo quel cioccolato e quel caffè che, come raccontano loro, ritrovano il gusto da paradiso. Ma questa formazione dà ancora la possibilità di viaggiare in un passato che, attraverso i suoni che stiamo allestendo, ritrovano davvero la forza di un Perù, quei suoni mandati a memoria, quei suoni che ci danno la possibilità di ritrovarci attraverso un racconto che loro hanno ereditato e che vogliono trasmettere verso il futuro. E questa formazione è qua per dimostrarci che ancora una volta dal passato si può ricavare la cultura più bella, ma nel futuro si può trasmettere davvero quel patrimonio che dobbiamo conservare per riuscire a ritrovare davvero i colori più belli di un mondo che si racconta insieme. E noi siamo pronti per accogliere questa formazione che, attraverso i suoni degli artisti che vedete qua sul palcoscenico, riuscirà ancora una volta a trasportarci all'interno dei ritmi, all'interno della bellezza di questo paese. Machu Picchu, gli Inca hanno costruito una civiltà di cui ancora oggi si parla, e sono tanti gli aspetti di questo appunto territorio
del Sud America che ne esalta la bellezza e la forza, ma quando si parla di tradizioni popolari ovviamente lì vive la fierezza e l'orgoglio di una civiltà che ora andremo ad applaudire, ma che soprattutto ritroveremo protagonista attraverso i suoi colori più belli. Il nostro applauso per il Perù.
Y ahora nos vamos a la selva peruana. Danza ancestral de la pista. Danza ceremonial ritual de la pista. Danza de la etnia de los Shipibos Cunibos. Perú, sentimiento y tradición. Danza de la pista. Ucayali Pucallpa. Danza de la pista. Danza de la etnia de los Shipibos Cunibos. Perú, sentimiento y tradición. Danza de la selva peruana. Ritual de la pista.
así se despide Perú, sentimiento y tradición. Grazie mille! Grazie mille! L'applauso per il Perù e anche per i suoi musicisti che hanno suonato e accompagnato queste danze, questa formazione che arriva da Lima, la capitale del paese, e racconta, come avete visto, una storia mandata a memoria. I suoni erano quelli facilmente distinguibili, ma anche le danze ci hanno davvero riportato all'interno di quel cerchio che apriva un racconto fatto davvero di tanti presupposti, ma soprattutto di una civiltà che resiste, una civiltà che attraverso la danza si esprime e soprattutto mostra i suoi colori più belli. Ora vi porto però nel cuore della nostra isola di Sardegna. Sapete che l'isola di Sardegna è divisa in regioni storiche. Andiamo nel cuore del Mandrolisai, quel paese di collina baciato dal sole ma soprattutto dal verde dei vigneti. Sto parlando di Meana Sardo, questo centro della nostra Sardegna che produce del vino d'eccellenza. E pensate che basta davvero poco per amare questa comunità della nostra isola. Un viaggio, una passeggiata nel centro storico per ritrovare in quelle case ferme un tempo che non scorre, ma soprattutto uno scrigno di tanta memoria. E scrigno di memoria sono questi giovani che salgono sul palcoscenico, ambasciatori del proprio paese, con talento e con voglia vogliono rimarcare quella storia che portano soprattutto nel cuore. L'applauso per il gruppo folk Proloco di Meana Sardo. Eccoli che ci raggiungono sul palcoscenico accompagnati dalla fisarmonica di un maestro della nostra isola di Sardegna, Gianni Ore, ben trovato anche a te. Vi ho parlato di una formazione di giovani che attraverso l'entusiasmo, ma attraverso l'amore per il proprio paese viaggiano alla scoperta e attraverso un racconto. Quelle ragazze eleganti che ritrovano davvero come un dipinto i fazzoletti che ne ricamano il volto, e gli uomini che attraverso la loro bravura, come potrete notare, vanno a raccontare i passaggi di un ballo. Gianni l'abbiamo già salutato, s'ha presentata, sarà il primo momento che loro ci regaleranno e poi ci ritroveremo proprio nel ballo del Mandrolisai, quella danza che loro ballano in modo eccellente. Vi lascio in compagnia degli amici di Meana Sardo.
appena di effetto in meno. Sì.
Il vortice di un ballo, sa danza meanesa, ma soprattutto l'orgoglio e la fierezza di questi giovani. Michele, vieni vicino a me un secondo. Mi saluti gli amici di Arzachena e chi di Arzachena non è venuto qua a vedervi danzare oggi. Ringrazio tutta la popolazione di Arzachena per l'invito. Sempre un saluto col cuore a tutti voi. Grazie Michele, la forza di quel saluto che vuol dire una cosa però. Prendete la vostra macchina, fate anche qualche curva e andate a visitare Meana Sardo, giusto? Grazie a Gianni Ore che ancora una volta li ha accompagnati con la sua fisarmonica, quella fisarmonica che continua a suonare per salutare gli amici di Meana Sardo. Festival internazionale del folklore, città di Arzachena, ma che bella serata ci stiamo regalando. Io chiedo alle nostre telecamere se mi possono inquadrare il pubblico, perché voglio trasferire davvero la bellezza di questa piazza e di questa gente a chi ci sta seguendo da casa. Lo potete fare anche con un applauso e così gli rendiamo in qualche modo in difetto per non essere qua ad accompagnarci attraverso questo racconto. Siamo pronti ancora una volta per viaggiare. I chilometri non sono tantissimi, ma i numeri sono davvero importanti e voglio darvene qualcuno. Oltre 80 anni di storia per la formazione che ora ci raggiunge sul palco. Era il 1945. Pensate che hanno fatto parte di questo sodalizio oltre 10.000 membri, 6.000 spettacoli dal vivo, oltre 10 milioni di pubblico che hanno assistito a quelle che erano le loro esibizioni. E lo sapete qual è la particolarità della Macedonia, ma soprattutto di questa formazione? Che ogni ballo racconta in qualche modo uno spaccato di vita, racconta un passaggio di storia. Ogni ballo è un qualcosa che va a raccontare, ma soprattutto a dare forza a questo territorio. Ci troviamo nel cuore dei Balcani. Pensate che proprio nella Macedonia si trova il lago più antico d'Europa, oltre 1 milione di anni, e quelle acque venivano utilizzate anche per la guarigione delle persone. A loro l'orgoglio dell'appartenenza, la fierezza nell'indossare questi abiti, come andavano a raccontare, perché quegli abiti per loro sono memoria, sono storia, ma soprattutto sono la cultura di un popolo che oggi si racconta qua ad Arzachena. L'applauso per la Macedonia.
Oppa! I-ha-ha! L'applauso e il saluto per la Macedonia, i loro inchini, quella musica ipnotica e poi il silenzio che attraverso l'applauso ne accompagna il passaggio. Vi ho parlato della loro storia, 1945, loro sono i figli che ha ereditato davvero un passaggio generazionale importante. Grazie davvero ancora a loro che ci hanno dato la possibilità di immergerci nei balli, negli abiti tradizionali che raccontano pezzi di storia. Ma io vi porto ancora una volta nel corso del nostro viaggio nell'isola di Sardegna. Voglio sottolineare la bellezza di una data. Era il 10 dicembre del 1927, quando a Stoccolma una piccola, grande donna di Sardegna riceveva il premio Nobel per la letteratura. Era grazie a Deledda, il nostro orgoglio, la nostra fierezza, a quei passaggi di una scrittura autentica che hanno dato voce all'intera isola di Sardegna. E lei ritrovava la forza, la sua ispirazione più bella nella sua città natale, quella di Nuoro, in qualche modo capoluogo delle tradizioni popolari, la città del Redentore. E attraverso i suoi affreschi di parole e di poesia riusciva davvero a rendere di questa città il messaggio più bello. E noi l'applauso lo rivolgiamo agli amici che arrivano proprio da Nuoro, il gruppo folk Saludos. Bentrovati anche a voi, ospiti di questo incontro internazionale del folklore. Idealmente ci abbracciano i colori della città di Nuoro, pronti ancora una volta per raccontare il vortice di un ballo. Il primo momento sarà su Dillo, giusto? Sì. E poi? Balutundu. Giampaolo Pireda lo senti suonare? Sì. E non vedi l'ora di farlo suonare ancora più forte, perché sarà lui ad accompagnare ancora una volta i balli, la bellezza di questa città, dei suoi personaggi che ne hanno catturato davvero la ricerca, ma soprattutto ne hanno diffuso un patrimonio culturale importante, e loro che in qualche modo sono ambasciatori della cultura e delle tradizioni popolari. Gruppo Folk Saludos, Nuoro.
Canta un pochettino tutto anche. Anche il ballo, un pochettino tutto. La tastiera le vuole un pochettino più di alto, mi spiegare esa tonalità della
Gruppo folk Saludos, Nuoro, già nel nome c'è quel senso di ritrovata ospitalità. Paolo, vieni vicino a me un secondo, perché il 29 di agosto c'è un importante appuntamento, la festa del Redentore, lì al Monte, dove si spende... Adesso vi dico cosa mi ha detto, dove si spende ovviamente tanta fede, tanta tradizione, c'è il tuo compleanno, ma anche un evento che organizzate voi. Sto morendo. Chi lo vuole raccontare? Fabio. È uguale. Allora, il 29 agosto a Nuoro si terrà la seconda edizione di Nuoro tra folk e rock, un festival che abbiamo scelto di organizzare per coinvolgere la tradizione nostra popolare anche con il mondo della musica rock pop. Anche io sto morendo, siamo in due. Quindi vi aspettiamo il 29 agosto a Nuoro, in piazza Vittorio Emanuele, cioè i giardini pubblici, e ci sarà il gruppo Abbraccio Stentos e una cover band dei Modà. E quindi un appuntamento senza voce, senza fiato, ma ovviamente fatto di cuore, nella città di Nuoro. Vuoi dire qualcosa, Paolo? Però mi vuoi sempre bene, ne sono sicuro. Giampaolo Piredda l'abbiamo già salutato e ancora una volta accendiamo i suoni per salutare gli amici di questa città, della città di Nuoro. Grazie ancora Giampaolo per i suoni che il tuo organetto ha prodotto. Fateglielo questo applauso, vi ho sentito un pochino timidi in questo passaggio. Il saluto per te, ma soprattutto un applauso che ci dà la possibilità di anticipare un altro momento in questo viaggio che, come vedete, stiamo percorrendo anche davvero molto veloci da una parte all'altra di questo mondo che si racconta attraverso le sue tradizioni popolari. E ancora una volta il cuore dei Balcani, in questo caso, che ritrova forza su questo palco, un'associazione che nasce nel 1976, anche qua un percorso di storia, ma mi piace dare un aspetto fondamentale che riguarda queste associazioni culturali che provengono d'oltremare, così come quelle della nostra Sardegna. Tanti giovani ne fanno parte, sono giovani che hanno ripreso quel filo della memoria, che accompagnano il passaggio di quelle tradizioni che non vivono solo per il piacere di ritrovarsi insieme, per raccontare il loro paese, ma perché quelle tradizioni fanno parte della loro anima, del loro cuore. E la Serbia ora ritroverà davvero il contesto più bello delle tradizioni folcloriche. Da una parte Belgrado, la sua capitale, una città viva, una città autentica, ma dall'altra uno scrigno di storia, di cultura che loro attraverso questi abiti e questa bellezza racconteranno ancora una volta. Dietro di me un tetto musicale che è pronto per scandire i ritmi che ci portano in quella parte d'Europa, laddove i suoni sono facilmente riconoscibili e laddove le danze raccontano momenti di vita vissuta e soprattutto momenti della quotidianità. Io vi lascio ancora una volta in loro compagnia, perché la cartolina che hanno già creato è davvero strepitosa. L'applauso per la Serbia.
L'applauso per la Serbia, i danzatori e l'applauso per i suoi musicisti. Il sorriso di questi giovani, grazie davvero per i suoni che avete prodotto, un vortice in questo caso di emozioni e danze, come vi raccontavo prima, che vanno a dipingere un intero paese, che vanno a raccontare quelle che sono le tradizioni che loro portano avanti dal 1976. E noi ancora una volta così, con un vortice, ma soprattutto con un solo respiro, ci ritroviamo nella terra di Gallura. Mi piace prendere come riferimento una data che è quella del 1978, perché a Olbia prendeva vita in questo caso il respiro più bello che riguarda le tradizioni popolari di questa parte di Sardegna. San Simplicio è il patrono di Olbia, è il patrono della Gallura, e proprio nella giornata dedicata a San Simplicio loro hanno voluto indossare per la prima volta quell'abito tradizionale che portano prima di tutto con tanto rispetto, lo indossano con amore, con orgoglio e con fierezza. E in occasione della festa di San Simplicio a Olbia, loro sono in qualche modo parte attiva e protagonisti di questo racconto che sposa fede e tradizione. Alcuni di loro portano in spalla il santo per le vie del paese, già quello testimonia davvero un passaggio che riesce ad emozionare. E poi sono il cuore pulsante di una comunità che quelle tradizioni le vuole tenere vive, le vuole rappresentare con orgoglio, e ora li vedrete perché rappresentano anche la vera festa. L'applauso per il gruppo folk olbiese. E ancora una volta mi piace sottolineare questo abbraccio di un'associazione numerosa che ritrova i colori di questa città. Il suono dell'organetto sicuramente in tanti l'hanno già riconosciuto, perché quello è uno stile marcato da tempo. Il nostro saluto per Lorenzo Chessa, che in questa formazione ritrova davvero quell'aria di casa. Avremo dei momenti che, come vi dicevo prima, fin dal primo istante ci riportano dentro un sentimento del tutto particolare, perché anche voi che siete lì, quando li vedrete ballare, avrete la voglia di ritrovare attraverso il passo di una danza la necessità di esprimere il ritmo. Abbiamo prima di tutto sta danza, in qualche modo ritroviamo il loro passaggio, i loro colori, e poi su ballo florido, accompagnato appunto da Lorenzo, accompagnato dai loro sorrisi, dalla loro eleganza e da quel rispetto di cui vi parlavo prima. Il nostro applauso per il gruppo folk olbiese.
Applausi a scena aperta per questa formazione Olbia che si racconta, come vi avevo detto prima, con entusiasmo e con forza. Lo so che sei senza voce e senza fiato, però vieni qua al centro del palco. Sergio, anima di questo gruppo, trascinatore letteralmente parlando. Il piacere di ritrovarci qua ad Arzachena, Sergio. Buonasera a tutti da parte del gruppo Folk Olbiese. Con immenso piacere dopo tanti anni ci ritroviamo a rappresentare quelle che sono le nostre danze tipiche e tradizionali in questa meravigliosa piazza. Ringraziamo il pubblico che ha aspettato fino alla fine per vedere i nostri balli e ringraziamo soprattutto il gruppo Città di Arzachena per l'invito e la calorosa accoglienza. Grazie di cuore. Sergio, e mica abbiamo finito qua, eh. Voi state seduti perché il nostro viaggio lo dobbiamo concludere insieme. Mica andate via senza lo Scottis. No, lo facciamo, logicamente ve lo presentiamo. Anche perché Lorenzo non vede l'ora di ritrovarsi attraverso i suoi virtuosismi e noi non vediamo l'ora di vedervi danzare in quello che è uno spaccato che racconta davvero la Gallura nel modo migliore possibile. Quindi io me ne vado, tu recuperi la tua dama e l'applauso per il gruppo folk olbiese con lo Scottis.
E non si poteva chiudere in modo diverso l'esibizione del gruppo folk olbiese, tanta bellezza, ma soprattutto quel respiro di gallura che loro sentono dentro. Ma vi posso tenere un altro secondo qua sul palco? C'è una principessa di quest'isola di Sardegna che, nonostante la sua età, è un vortice di passione. Elisabeth, dove sei? Puoi venire sul palco? Sta arrivando di corsa, così come di corsa è arrivata prima quando mi ha visto, perché noi siamo amici, e lei è gentile, è dolcissima, ma soprattutto è davvero una di quelle bambine che questa Sardegna la raccontano con amore, con passione, con quell'orgoglio che ti riempie gli occhi davvero di lacrime. Lei è la figlia di Lorenzo e quando si accende il suono di quell'organetto, questa bambina diventa un vortice di ballo. Sergio, come possiamo fare per dare la possibilità, Sergio? Possiamo darle un ragazzo, una coppia. Allora facciamo così. Elisabeth, ne hai voglia di ballare? Ne hai voglia? Sei sicura? Guardate che spettacolo. Lorenzo, accendi quei suoni che sai. Elisabeth, questo applauso era tutto per te, sei contenta? Sì, Tanto? sì, Ascolta, ma io ho visto altre bambine che stavano ballando qua in piazza, le hai viste? sì. E io non vedo l'ora di vedervi tutti insieme ballare in un gruppo così da costruire ancora il nostro futuro, va bene? Sì. È una promessa? Sì? Me lo dai un bacio? La piccola Elisabeth e l'applauso per Lorenzo Chessa e per questa formazione che racconta Olbia. Grazie ancora a Lorenzo Chessa per questi suoni che travolgono, questi suoni che creano ritmo e che fanno danzare. Ma sapete prima perché vi ho detto di non andare via? Perché siamo giunti quasi alla fine del nostro viaggio. Adesso è il momento del Messico. Non è solo un nome di un paese, è una poesia geografica indicata dagli Aztechi. È un nome che al suo interno ha un significato: centro della luna. E il Messico si racconta attraverso le sue tradizioni popolari, che non sono sole, sono 100, così come i ritmi, così come le lingue, così come le biodiversità di questo paese. Pensate che l'UNESCO ha riconosciuto il Dia de los Muertos come patrimonio dell'umanità, perché loro intendono la morte non come la fine, ma come una visita, e in qualche modo in quella giornata ci si ritrova ad accogliere nuovamente le anime. Pensate che il cioccolato è nato proprio in Messico e gli spagnoli, quando ne hanno apprezzato la bellezza, ne hanno indicato una collina come quella dove hanno voluto costruire una chiesa, ma non era una collina, era la piramide più alta, in questo caso del mondo. E il Messico si racconta attraverso tante sfaccettature. Il sombrero non è solo un cappello, è davvero un simbolo di questo paese, così come un simbolo è la musica, che ora ritroveremo ancora una volta al centro dei suoni, così come ritroveremo nelle danze quello che è un tessuto di comunità che loro vogliono esaltare, che vogliono sottolineare, ma che soprattutto vogliono raccontare questa sera qua ad Arzachena. I suoni sono quasi pronti per essere amplificati e noi non vediamo l'ora ancora una volta di immergerci in questo paradiso di tradizioni popolari. Un percorso che, come dicevo, abbraccia tante caratteristiche, non solo quelle paesaggistiche, ma anche quelle che ci riportano all'interno di un racconto, così come mi è piaciuto fare poco fa. Un racconto che ritrova anche nelle figure, in qualche modo, che indossano l'abito tradizionale, quei
quei punti di riferimento di un Messico che nel cuore delle tradizioni lo sentono battere davvero molto forte. In questo caso ritroviamo gli strumenti che conosciamo molto bene, ma poi c'è quello squillo di tromba che le danze del Messico le precedono, le anticipano e poi ne marcano il passo. Le ragazze ritrovano i colori più belli, ma anche quegli abiti candidi che ci riportano in qualche modo indietro nel tempo, in quelle civiltà che ci piace studiare, in quelle civiltà che ne hanno marcato davvero il passaggio. Quindi poche parole, ma soprattutto il piacere dell'ascolto, della visione e dell'accoglienza. L'applauso per il Messico. Grazie. Sì. Sì. Sì, solo io ci stavo. Due, tre e quattro. Sì, tu avevi... Ah, sì. Grazie. Ciao. Ciao a tutti. No sé decir nada más. Está pegada con Viva, ¿verdad? Está pegada con Viva. Viva. Sì, sì. Dale. Si ya estamos acá. Vamos. Cuando el pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño, pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueño. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. Dicen que para conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar el cielo, las estrellas y la luna. Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco, y aunque no tengo fortuna, me querrás poquito a poco. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¿Qué voy a hacer si de veras te quiero? Ya te adoré, olvidarte no puedo. ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti daré yo. Soy pura mexicana, nacida en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si alguno la mancilla le parto el corazón. ¡Viva México! ¡Viva América! ¡Oh suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva América! Mi sangre por ti daré yo. Grazie, grazie mille.
mañana. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, volar y dejarse caer en los brazos de una dama, en los brazos de una dama. Ay, qué bonito es volar, ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cerrito, me vuelve maceta y un calabacito. Ay, dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 lo sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Ay, me espantó una mujer en medio del mar salado, en medio del mar salado. Ay, me espantó una mujer, ay mamá, porque no quería creer lo que otros me habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo pescado, ay mamá. Levántate Petra, levántate Juana, que ahí anda la bruja debajo de la cama. Levántate Arcelia, levántate Adela, que ahí anda la bruja detrás de tu abuela. Y dígame, dígame, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, 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 no sé. Ando en pretensiones de chuparme a usted. Un, dos, tres. Ay, qué bonito es bailar al son del tiringo, que hasta no pueden bailar el gringo como el chino. Ay, tirín, 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 ay, tolón, 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 qué bonitas las hijas de Don Simón.
Arriba los hombres. O arriba las mujeres, ¿qué importa? Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Para subir al cielo se necesita una escalera grande y otra chiquita, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Quisiera tener la dicha del gallo tiene, de tener muchas gallinas y a ninguna la mantiene. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo es una negrita que se parece al carbón. No digo que sea bonita, pero me alegra el corazón. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Lilongo, vamos al templo a que nos bendiga el Padre. Nos tenemos que casar aunque no quiera tu madre. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Alilongo, lilongo, lilongo, el sombrero me lo quito y me lo pongo. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Este sí es un son jarocho, este sí es un son. Para bailar la bamba se necesita una poca de gracia y otra cosita, y arriba, y arriba, ay arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba, 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 bamba. Ay, te pido, ay, te pido por compasión que se acabe la bamba, y venga otro son. Ay, arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, y arriba iré. Yo no soy marinero, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Bamba. Como dijo el Santo Papa, alzando la voz al cuello, solo Veracruz es bello. Debajo de la cama un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Una vieja que yo conocía debajo de la cama un gallo tenía. Cada vez que la vieja rezaba el gallo cantaba y así le decía. Surutanga, surutanga, surutanga que sucurumbe, que me gusta, que me gusta, que me gustan así como usted. De tin marín de lo pingüe, cucarama que a ti te fue. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. Debajo de la cama
la vieja rezaba, el perro ladraba y así le decía. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un perro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el perro ladraba y así le decía. Surundanga, surundanga, surundanga que su gurube. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. La vieja rezaba, el burro rebuznaba y así le decía. Una vieja que yo conocía, debajo de la cama un burro tenía. Cada vez que la vieja rezaba, el burro rebuznaba y así le decía. Surundanga, surundanga, surundanga que su curumbe. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. De Tin Marín, de Dopingüe, Bucaramanga, Títere fue. Que me gustan, que me gustan, que me gustan así como usted. Un, dos, un, dos, tres. Recuérdame, hoy me tengo que ir, mi amor. Recuérdame, no llores por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. A solas yo te cantaré soñando en regresar. Recuérdame, hoy que tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés. Non dimenticarlo mai, ricordami. Dovunque tu sarai, lo sai che devi fare se non sono insieme a te. Ascolta la canzone, tu sarai vicino a me. Recuérdame, hoy que tengo que emigrar. Recuérdame, si mi guitarra oye llorar, ella con su triste canto te acompañará hasta que en mis brazos tú estés.
confusione, sarà perché ti amo, è una emozione che cresce piano piano. Stammi vicino e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo. Cade una stella, ma dimmi dove siamo. Che te ne frega, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, Sempre più in alto si va. e vola, vola con me. Il mondo è matto perché E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. E vola, vola si va, sempre più in alto si va. e vola, vola con me. Il mondo è matto perché E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. cantate con noi. Ma dopo tutto, che cosa c'è di strano? È una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino, è così bello che non mi sembra vero. E il tuo cervello, il tuo cristiano, e il tuo che piamo, sarà perché ti amo. E vola, vola si sa, sempre più in alto si va. E vola, vola con me. Il mondo è matto perché E se l'amore non c'è, basta una sola canzone per far confusione fuori dentro di te. E vola, vola si va, sarà perché ti amo. e vola, vola con me. E stammi più vicino, E se l'amore non c'è, ma dimmi dove siamo. che confusione, sarà perché ti amo. E che viva Mexico! De la Sierra Morena, cielito lindo vienen bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. De la Sierra Morena, cielito lindo, viene bajando. Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ese lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo, que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Più forte! Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones. Ay, ay, ay,
Grazie a tutti. Grazie mille. Ciao ciao la Zarchena, grazie. L'applauso più forte per il Messico che coinvolge, che intrattiene e che racconta le sue danze. Davvero grazie. Lolita, me lo fate un applauso per la loro insegnante di danza, 80 anni, ha deciso di tornare in Sardegna, questa è la 4ª volta, è stata in Sardegna 40 anni fa. Te gusta la Sardegna? Me encanta, me fascina, molto, molto, molto. Grazie davvero Lolita per essere qua. Francisco, il direttore di questo tetto musicale che ha prodotto i suoni, l'applauso anche per lui. Muchas gracias. Io vorrei vicino a me Paolo Giorgioni. Somos un equipo. Una forte equipe. Ecco Paolo che ci raggiunge, noi ci salutiamo con i colori del Messico sul palcoscenico, ma soprattutto con i colori della città di Arzachena. Paolo, vieni qua vicino a me, un ringraziamento ancora al comune di Arzachena, al parroco di questa comunità che davvero ha messo a disposizione i locali e ha accolto tutti a braccia aperte. Sei contento Paolo? Contentissimo, sono contentissimo, grazie davvero a Don Jacek. E poi devo fare un ringraziamento a Gavino Pilas, che come al solito ogni anno ci dà una grossa mano perché è lui che ci passa i gruppi per la rassegna internazionale. Ormai è da anni che collaboriamo e quindi grazie ancora Gavino e a San Giorgio di Usini. Grazie a tutta questa formazione che viaggia a mano tenta per dare ovviamente forza a un intero percorso che racconta la musica del mondo. Noi ci salutiamo qua, il più grande grazie a voi che ci avete accompagnato in questo lungo viaggio. E la cosa più bella di un viaggio, quella che si dice, è che lo si vive sempre 3 volte, quando lo si organizza, quando lo si vive ovviamente al suo interno e poi nel ricordo. E io spero che a tutti voi rimanga il più bel ricordo di questa serata. Buonanotte a tutti!